Buongiorno i titoli. A Messina fermato il presunto assassino della giovane universitaria accoltellata ieri sera vicino allo stadio Celeste. Asse della droga a Catania, Giardini Naxos, 11 arresti a Messina negli affiliati ai clan Cappello Cintorino. A Catania un 42enne di Paternò arrestato per rapina accusato del ferimento di un gioielliere. A Partinico il tragico omicidio dell'uomo di 45 anni pestato ucciso davanti alla moglie al culmine di una lite in strada, fermati due fratelli. Una telecamera riprende l'aggressione. Scandalo, referti all'ASP di Trapani, si insedia Palazzolo, la sua nomina arriva in un momento cruciale per l'azienda sanitaria. Disagi e caos per la chiusura di via Garipoli, l'arteria principale di accesso per Taormina e Castelmola. Il sindaco Cateno De Luca chiede lo stato di emergenza al presidente Schifani. Calcio, vittoria scaccia crisi per il Palermo che si impone per 2-1 sul campo della Salernitana. Per i rosanero gol di Bunori e poi Ampaleo. Serie C, il Catania si aggiudica il derby al provinciale contro il Trapani. Buongiorno, eccoci. Dunque a Messina è stato fermato il presunto assassino della giovane universitaria accoltellata ieri sera per strada vicino allo stadio Celeste. Tutti i particolari nel servizio di Francesco Triolo. Fiori, un crocefisso ed un cuore con una lettera. La terra ti sia lieve, c'è scritto. La scrittura è di una bambina. Su quel marciapiede di Viale Gazzi, dove ieri sera è stata uccisa Sara Campanella, c'è il dolore di una città sgomenta per quanto accaduto. Chiunque passa questa mattina ha un pensiero per Sara. Qui c'è la fermata del bus e sono tanti proprio gli studenti delle facoltà di medicina che si recano al vicino policlinico per le lezioni. Sara era una di loro, frequentava il corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico. Stavo con la macchina, ho visto una ragazza a terra e poi insomma. Ti ha colpito? Oggi Anche se non la conoscevo, infatti, insomma, è stato forte vedere queste scene. I carabinieri hanno raccolto diverse testimonianze, soprattutto di alcuni giovani che avevano appena concluso le lezioni e avrebbero visto il ragazzo coetaneo di Sara litigare con la giovane sul Viale Gazzi, le urla, la coltellata, gli attimi drammatici. Uno di loro avrebbe anche tentato di inseguirlo prima che si dileguasse nelle viuzze attorno. Il presunto autore del femminicidio è stato individuato dopo serrate indagini con tanto di perquisizione nella sua abitazione dove non era stato trovato. È stato raggiunto poi dai carabinieri, posto in stato di fermo su disposizione del PM. Alice Parialò alle 11 a Palazzo di Giustizia a Messina, la conferenza stampa in cui verranno illustrati i particolari di una vicenda che ha scosso l'intera comunità. Un blitz antidroga, asse infatti che congiungeva Catania con Giardini Naxos. Sono 11 gli arrestati a Messina e tutti affiliati ai clan Cappello e Cintorino. Sentiamo ancora Triolo. Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse il GIP di Messina ha disposto misure cautelari per 11 persone nell'ambito di un'inchiesta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e condotta dai carabinieri, che ha documentato l'influenza del clan Cappello di Catania nella fascia ionica della provincia messinese, che già ha consentito il 13 marzo scorso l'esecuzione di un'altra ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone. L'operazione, a cui hanno preso parte oltre 60 carabinieri, scaturisce proprio dagli interrogatori della prima operazione e le ulteriori indagini hanno permesso di documentare le condotte di altri 11 soggetti operanti nello smercio della droga, principalmente cocaina e hashish, che acquistavano le sostanze stupefacenti e poi venivano smerciate a Giardini Naxos e nei comuni limitrofi. A capo dell'organizzazione l'esponente del clan Cappello Riccardo Pedicone, già arrestato lo scorso 13 marzo, ma adesso anche fornitori di secondo piano, ovvero occasionali di sostanze stupefacenti operanti a Catania o nella zona sud della provincia di Messina. A loro si rivolgeva il gruppo quando non aveva immediata disponibilità di stupefacenti, essendo in attesa dell'approvvigionamento dei grossi quantitativi da Catania. Le indagini inoltre hanno svelato il ruolo di Carmelo Riolo, appartenente al clan Cintorino, che insieme alla compagna riforniva numerosi clienti, per lo più a gaggi, soprattutto di cocaina. Adesso a Catania un 42enne è stato arrestato di Paternò per rapina, accusato di aver ferito un gioielliere. Sentiamo Simona Mazzone.
Era stato colpito con 2 colpi di pistola alla gamba per sottrargli uno zaino, così il gioielliere si era accasciato mentre i 2 rapinatori fuggivano a bordo di uno scooter. Quella rapina, commessa lo scorso 30 novembre nella zona di Piazza Corsica tra via D'Annunzio e viale Vittorio Veneto a Catania, aveva lasciato tanti punti interrogativi. Adesso quell'uomo che ha sparato ha un nome e un volto. Si tratta di un 42enne di Paternò che è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate, detenzione illegale di arma da sparo ed evasione, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura di Catania. Secondo l'accusa, l'uomo, a cui è contestata anche la violazione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno a cui era sottoposto, sarebbe l'autore, con un complice ancora da identificare, di quella violenta rapina. Le indagini della questura, basate sulla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di identificare il 42enne. La polizia inoltre è riuscita a individuare l'auto con cui era arrivato a Catania da Paternò per posteggiarla e successivamente utilizzare, insieme a un complice che lo guidava, uno scooter con targa clonata per commettere la rapina. I finanzieri di Palermo hanno eseguito una misura cautelare messa dalla GIP su delega della DDA nei confronti di 2 imprenditori del settore dell'edilizia accusati di traffico illecito di rifiuti. Sono stati sequestrati anche parte di un complesso aziendale, 2 imprese, oltre a un'area di estensione superiore a 11.000 metri adibita a discarica abusiva. Le imprese, dopo aver effettuato lavori edilizi, trasportavano direttamente i residui di lavorazione, inerti, rifiuti in un terreno sottoposto a vincolo. Questo avveniva tutto a Partinico. E ora ci occupiamo dell'omicidio che c'è stato a Partinico. Un uomo di 45 anni è stato pestato, ucciso dopo una lite in strada e sono stati fermati 2 fratelli di 30 e 43 anni e una telecamera ha ripreso tutto e quindi le fasi appunto dell'aggressione. Sentiamo Marco Gullà. Nella piazza di Partinico, dove Gioacchino Vaccaro lavorava con la sua bottega di frutta e verdura, in pochi hanno voglia di parlare. In lontananza riecheggia il suono delle campane. Oggi è una giornata di lutto. Gioacchino, onesto lavoratore, è stato ucciso a causa di un pestaggio violento e selvaggio. Arrestati per omicidio preterintenzionale ci sono i fratelli Failla, Antonino e Leandro, di 43 e 30 anni. Tutto il popolo qua di Partinico vi può dire chi era. Lavoratore, con i figli educatissimi, La dinamica è inquietante. Una telecamera di videosorveglianza ha filmato la scena di via Frosinone, dove è avvenuto il pestaggio. Gioacchino Vaccaro, assieme alla moglie e al figlio 17enne, dopo il pranzo dalla suocera, stanno tornando a casa. Guida la moglie. I fratelli Failla però hanno fretta, devono raggiungere i genitori in campagna. Iniziano a suonare il clacson chiedendo che i Vaccaro si facessero da parte. Volano parole grosse, scendono dall'auto, inizia la rissa e poi il pestaggio. Una signora vede tutto. Ma vedevo che si picchiavano, ma non è che potevo vedere chi picchiava di più, chi picchiava di meno, non è che... C'erano anche altre persone presenti, oltre a lei, signora? Ma no, passavano i cristiani ma sentivano il cane, non potevano passare e giravano di qua dove siete per ora voi, se ne andavano. Soltanto una persona si è fermato che forse le conosceva, cercava di dividerle, ma anche quello stava lontano perché ognuno si scanta, giustamente, dice ammazza la mia. I Failla, da alcune ore in stato di fermo, respingono l'accusa, si sono difesi dall'aggressione dei Vaccaro e sono pronti a fornire una versione diversa dei fatti. Domani saranno interrogati. E non si terrà un nuovo processo per la morte di Filippo Raciti, l'ispettore di polizia deceduto il 2 febbraio del 2007 negli scontri tra forze dell'ordine e ultra del Catania, mentre allo stadio Angelo Massimino si giocava il derby contro il Palermo. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Messina, che ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione presentata appunto dagli avvocati dell'imputato Antonino Speziale. Scandalo. Oggi è allerta arancione sul versante nord-orientale della Sicilia, diramata dalla Protezione Civile per il rapido peggioramento delle condizioni meteo sui settori settentrionali e orientali, con piogge che si sono abbattute già su Catania e Messina, previsti in giornata rovesci di forte intensità, attività elettrica e anche raffiche di vento, scuole chiuse a Catania in diversi comuni della provincia e in parecchie anche località del Messinese.
Scandalo referti all'ASP di Trapani, si insedia Palazzolo, la sua nomina arriva in un momento cruciale per l'azienda sanitaria sconvolta dalle polemiche per la mancata refertazione degli esami a oltre 3.300 pazienti e intanto è aumentato il numero degli esami positivi, da 206 sono passati a 356. Laura Spanò. In pieno scandalo legato alla mancata consegna dei referti istologici, l'ASP di Trapani cambia guida almeno temporaneamente. Danilo Faro Palazzolo, già direttore amministrativo, diventa ufficialmente il sostituto del direttore generale Ferdinando Croce dopo il provvedimento di revoca con sospensione immediata per il manager avviato dal presidente della regione Renato Schifani. Palazzolo di fatto assume le funzioni di legale rappresentante dell'azienda sanitaria provinciale. Era stato lo stesso ormai ex direttore generale che lo scorso 25 settembre lo aveva delegato alle funzioni di legale rappresentante dell'azienda in caso di assenza o impedimento. Palazzolo, dal 9 settembre 2024, direttore amministrativo aziendale, è un dirigente di lungo corso dell'ASP Trapani, dove ha ricoperto diversi incarichi. In passato ha anche guidato la direzione amministrativa dell'ASP di Caltanissetta, una nomina alla sua che arriva dopo settimane di polemiche per via dello scandalo relativo alla mancata refertazione di oltre 3.300 esami istologici denunciati dai pazienti e familiari in attesa, e accanto a questo poi i disservizi a partire dalle lunghe liste d'attesa per proseguire con le visite rinviate o inesistenti. Ma nel frattempo si registra un incremento sui numeri di tumori accertati che salgono in totale a 356 contro i 206 iniziali. Stato d'emergenza per la chiusura di via Garipoli, la principale arteria di accesso a Taormina e Castelmola, è la richiesta che ha inoltrato il sindaco Cateno De Luca al presidente Schifani e che oggi sarà discusso in giunta già dai primi giorni. Infatti, disagi e caos. Francesco Triolo. Interventi urgenti ed emergenziali per affrontare e superare i disagi e le difficoltà dovute alla chiusura al transito della via Garipoli, la principale strada d'accesso a Taormina, e registrati dal primo giorno di lavori. È la richiesta al presidente della regione Schifani, contenuta nella delibera predisposta dal sindaco di Taormina Cateno De Luca dopo il sopralluogo insieme al dirigente della protezione civile regionale Salvo Cocina, che hanno appurato la necessità di approntare un piano straordinario. Abbiamo in queste ore definito la richiesta, abbiamo fatto anche i nostri provvedimenti di giunta e domani la giunta regionale esaminerà la nostra richiesta al fine di definire lo stato di emergenziale che abbiamo chiesto con tutte le misure che ne conseguiranno. Stiamo lavorando a intervenire sul profilo emergenziale con una serie di accorgimenti che riguardano anche percorsi alternativi, ma nello stesso tempo si sta guardando nel risolvere definitivamente questa questione sia con l'individuazione di appositi parcheggi sia con l'individuazione di strade alternative che possano evitare in futuro che si verifichi la stessa situazione. Anche perché gli effetti della chiusura della via Garipoli ricadono su tutta la riviera. Questa è la situazione diffusa sui social da alcuni cittadini a Giardini Naxos, con il lungomare completamente bloccato. Adesso l'audio dei migranti che urlano durante un'irruzione al CPR di Trapani, interpellanza al ministro Piantedosi, 7 gli arresti. Laura Spanò. Aiuto! Aiuto! Diventa una interpellanza di cui primo firmatario è Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi e Sinistra, un video che in questi giorni sta facendo il giro dei siti online, nel quale da una inquadratura fissa su una parete o un pavimento si possono ascoltare grida d'aiuto e il frastuono dell'irruzione della polizia e dei colpi di manganello. Il video risale allo scorso lunedì 24 marzo e secondo l'interpellanza è stato ripreso all'interno del CPR di Trapani Milo, dove dallo scorso sabato 22 marzo, in seguito all'ennesimo atto di autolesionismo commesso da un uomo tunisino che ha tentato di togliersi la vita alle 130 persone in attesa di rimpatrio nel loro paese, così come prevede un accordo Italia-Tunisia, e trattenute in detenzione amministrative avevano iniziato uno sciopero della fame. Vogliamo sapere dal governo e dal ministro Piantedosi se sono a conoscenza di questi fatti e se intendono accettare con urgenza i motivi per cui a fronte di una pacifica protesta siano stati utilizzati metodi violenti
violenti per reprimerla con brutalità, scrive Fratoianni. Nell'interpellanza viene chiesto di sapere dal governo se non intenda riconsiderare la scelta di rafforzare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri, che si confermano sempre più luoghi di segregazione e discriminazione, dove la sfera dei diritti dei migranti reclusi viene illegittimamente compromessa, prevedendo al contrario il loro superamento in favore di un sistema di accoglienza diffusa. Intanto ieri sera la polizia ha arrestato 7 immigrati tunisini accusati di violenza, minaccia, lesioni aggravate, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamenti aggravati che si trovavano all'interno del CPR. Una breve pausa, poi gli alunni che vanno a lezione di educazione stradale. Ambasciatori della sicurezza, gli alunni a lezione di educazione stradale nella sede ANAS di Catania. L'obiettivo è diffondere il rispetto delle regole. Tonino De Mana. Sulla moto cosa si indossa? Il casco. Il mancato utilizzo del casco, l'uso di alcol, droghe e cellulari alla guida sono le principali cause di morte sulle strade e per questo motivo le campagne di sensibilizzazione assumono un doppio significato. Appuntamento di buon mattino all'ANAS di Catania per una lezione sulla sicurezza a centinaia di alunni, docenti, la polizia stradale ed il personale ANAS. Buone pratiche dal basso affinché gli studenti possano veicolare il messaggio anche agli adulti. Abbiamo spesso riscontri di questo fatto, incontrando anche i genitori che ci dicono dopo aver trascorso una giornata con voi: mio figlio mi ha detto mamma allaccia la cintura, papà metti il casco, e soprattutto non usare il telefonino. A casa si parla di sicurezza stradale, lo chiediamo al sindaco di Mister Bianco Corsaro. Evitiamo di farci rimproverare in questa maniera dai ragazzi, agli altri dico che c'è modo e tempo per parlare col cellulare, certamente non in strada, perché si rischia la propria vita e si mette a repentaglio l'incolumità degli altri. Ma le nostre strade sono all'altezza o rappresentano un pericolo? Bisogna assolutamente ridurre il gap infrastrutturale tra nord e sud. E soprattutto ridurre anche i tempi, perché ci sono troppi cantieri Lumaga e mi riferisco alla 19. Sì, ma infatti il Presidente della Regione Schifani da quando è commissario sta mettendo molta attenzione. Speriamo che si possano chiudere quanti più cantieri nel primo tempo possibile, perché è indecoroso ancora essere in una situazione tale. Le strade siciliane sono sicure, paghiamo forse qualche anno in cui gli investimenti non sono stati in ragione delle prospettive di sviluppo. Tutti i ragazzi sono stati nominati ambasciatori della sicurezza nell'ambito del progetto ribattezzato Eroi sulla strada, in viaggio con Nico. L'attore catanese Tuccio Musumeci torna a teatro con uno dei suoi spettacoli più acclamati, Piccolo Grande Varietà, per condurre gli spettatori in un mondo affascinante fatto di lustrini, paillette, canzoni e balli. Adelaide Barbagallo. Ci apre le porte di casa e ci mostra i manifesti dei suoi film, ma sono solo alcuni. Affabile, esilarante, amatissimo dal pubblico, l'inossidabile Tuccio Musumeci ha calcato i maggiori palcoscenici nazionali e internazionali. Apprezzato al cinema e nel piccolo schermo, torna al Teatro Brancati di Catania con uno dei suoi successi, Piccolo Grande Varietà, per condurre gli spettatori in un affascinante mondo fatto di paillette, lustrini, canzoni, balli. Siamo stati 12 giorni a Palermo con un successo immenso, poi 6 giorni ad Agrigento allora, poi lo voleva anche Trieste. Quando io dissi Madonna, ora rispondono tutti i vecchi, si ruotano cose, fu al contrario, erano i giovani che si buttavano i vecchi perché non conoscevano questo mondo. Sornione dice di essere stanco di fare teatro. Io in età che ancora l'altro non capiscono, cioè gli impresari, i cosi, sembra che ancora sono giovincello, va bene, io 90 anni li ho toccati, che cosa aspettano da me? Che muoiono un palcoscenico oppure che sono già rincoglionito un pochettino. Alla sua età preferisce le fiction, tra queste Macari. Io mi sto divertendo invece, tra film che ho fatto, sceneggiati, mi viene più facile oggi fare queste cose. Pluripremiato, Tuccio Musumeci ha una memoria formidabile, racconta aneddoti di vita e di professione. Quando era stato nato io veramente era dall'Australia, perché mi divertivano i canguri. Io buttassi come vigile urbano a Catania. Un abbraccio. Una breve pausa e poi il calcio con le squadre siciliane. Eccoci al calcio, vittoria scacciacrisi per il Palermo che si impone per 2-1 sul campo della Salernitana. Per i rosanero, gol di Brunori e poi Ampalo. Marco Gullà.
Al Palermo la sosta porta bene e così dopo 2 settimane decisamente turbolente i rosanero sbancano la Recchi di Salerno 2-1 alla Salernitana e 3 punti che permettono alla formazione di Dionisi di fare un blitz in zona playoff. Una partita decisa nel primo tempo grazie ai gol di Brunori e Poyampalo, poi nel finale di match la rete della Salernitana con Amatucci, ma questa volta il Palermo non subisce la rimonta e porta a casa 3 punti d'oro che valgono il 7° posto in classifica. Nel primo tempo i rosa appaiono inizialmente contratti, quasi impauriti, ma dura poco. Con il passare dei minuti la consapevolezza cresce e il gioco del Palermo ne giova. Rosanero che collezionano occasioni clamorose. Segre sbaglia da 2 passi, Brunori e Poyampalo vanno vicini al gol, ma è solo il trailer al gol che arriva al 27°. Schema su punizione, palla a Brunori che confeziona un arcobaleno che si spegne all'angolo e vantaggio Palermo. Rosanero padroni del campo, Salernitana spaesata e senza corrente. Prima dell'intervallo un'azione magistrale rifinita dallo stesso Brunori e finalizzata in gol da Poyampalo regala il 2-0 alla squadra siciliana. Ripresa, il Palermo abbassa i giri del motore, la Salernitana costruisce 3 occasioni limpide. Prima, in avvio di secondo tempo, una rete di Tonghia annullata per fuorigioco, poi con Verde che al 27° della ripresa scheggia la traversa, infine ancora con Verde ma Audero fa buona guardia. Poi nel finale la rete di Amatucci, ma il Palermo controlla lo score e alza le braccia al cielo. Nel primo tempo siamo stati veramente bravi, il secondo era normale subire un po' la loro forza, la loro foga, dovevano fare giocare tutto per tutto. L'abbiamo contenuti bene, peccato aver preso il 2-1 in una situazione abbastanza comoda per noi, perché abbiamo preso il gol su un cross da sicuramente un giocatore bravo, ma per struttura no, però insomma portiamo a casa un ottimo risultato e un'ottima prestazione. E domenica al Barbera arriva il Sassuolo. Il Catania domina il derby col Trapani, soprattutto nel secondo tempo. I rossazzurri adesso sono quinti in classifica dopo 8 risultati utili consecutivi e domenica al Massimino arriverà la capolista Avellino. Marco Carli. Funziona tutto nel Catania di Trapani, la tenuta e il cinismo nel primo tempo, oltre che le qualità balistiche dimostrate da Armando Anastasio, bomba di sinistro che lo stesso giocatore del Catania giudica giustamente fra i suoi migliori gol della carriera. Ma no, credo ho fatto 2 più belli credo a Monza, però questo è uno importante, mettiamolo sul podio. La rete del difensore, la terza nel torneo dopo quelle realizzate con Juve Next Gen e Foggia, oltre a essere di pregevole fattura serve a sbloccare l'incontro che a quel punto diventa un monologo rosso-azzurro. Gli etnei vanno in difficoltà solo in alcune fasi del primo tempo sulla velocità di Ciuferri, ma limitano Naltriello e lasciano al Trapani un solo tiro in porta. Poi dilagano nella ripresa. Di Tacchio, titolare e grande protagonista del match, serve al meglio Lunetta. Il Trapani cade nell'ennesimo errore mentre il giocatore del Catania ribadisce con un pallonetto preciso quanto può essere decisivo. La panchina dei rossazzurri esulta e sa che il più è fatto. E questa consapevolezza, questa forza di gruppo, questa forza di squadra, l'aver recuperato dei giocatori che ti permettono di avere qualche situazione di ricambio in più. Gli etnei collezionano occasioni e dopo averne fallite alcune, anche clamorosamente, trovano la rete del meritato 3-0 con Frisenna, imbeccato al meglio da De Paoli. Tutto ha funzionato, gioisce anche Pelligra, presente al provinciale. Catania in classifica, quinto da solo, domenica al Massimino c'è l'Avellino. Altro test, il più difficile, il Catania visto a Trapani è pronto. Trapani nel caos, Torrente non si dimette, Antonini lo esonera, torna Ronica, Franco Cammarasana. Al peggio non c'è mai fine, dice il proverbio, e per il Trapani continua il calvario di una stagione nata male e che bene non può sicuramente finire, visti i propositi iniziali. Dopo la sconfitta col Catania, facilmente prevedibile alla vigilia, come facilmente è stata poi ottenuta, il presidente Antonini ha esonerato Vincenzo Torrente, dato che il tecnico, malgrado le 6 sconfitte di fila, non ne ha voluto sentire di dimettersi. Purtroppo è una decisione che dobbiamo prendere, lui tanto non si dimetterà mai, l'ha detto, perché è convinto di star facendo un ottimo lavoro portandoci quasi in Serie D, e quindi purtroppo è una decisione che a questo punto deve prendere la società. Beh, se vedete come si impegna e gioca il Messina, come ci impegniamo e giochiamo noi, la matematica ancora ci dà che dobbiamo fare per essere sicuri 4 punti, io oggi non ho la minima sicurezza che faremo 4 punti da qui alla fine.
Da domani ad allenare la squadra tornerà Totò Aronica, sollevato dall'incarico l'11 dicembre scorso per far posto ad Ezio Capuano, altra meteora transitata velocemente sulla panchina del Trapani, giusto il tempo per fare altri danni di quanto non erano stati fatti in precedenza. Al presidente Antonini, che paga a caro prezzo danni provocati dagli stesso e da chi gli è stato attorno, non rimane che fare tesoro dell'esperienza maturata e guardare alla prossima stagione. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Vi lascio la rassegna stampa, oggi curata da Marco Carli. Grazie per l'ascolto e buona giornata.